Cavalli di 5 anni, 1 Samima Ferro, 2 Zuvetici CSM, 3 Zarita GSO, 4 Zaira dei Veltri, 5 Zara del Sile, 6 Zaira DVS. Favore in chiusura per Zarita GSO, Roberto Andreghetti, che supera Zaira DVS, che era stata favorita fino a poco fa. Molto giocata anche Samima Ferro. Vediamo la partenza con la velocità iniziale di Zaira dei Veltri, che conquista il comando mentre sbaglia Zarita GSO. Numero 3, Zarita All'esterno è veloce GSO, Zaira DVS, vedremo se squalificato. otterrà strada. Sì, la ottiene in breve, in 100 metri, quindi è leader, 150 metri praticamente, quindi Zaira DVS ha superato Zaira dei Veltri che non si è opposta e Zarita GSO esce praticamente di scena perché è stata anzi squalificata, ha sbagliato anche Zara del Sile. Sono rimasti in 4 con Samima Ferro che segue in terza posizione e poi Zuvetici SM. Il quarto iniziale se ne va in 29,4, cavalle intervallate in fila indiana tutto sommato abbastanza lunga. I 600 se ne vanno in 44,5, dice il cronometro ufficiale. Io avevo qualcosa di più, comunque in vantaggio è sempre Zaira DVS nei confronti di Zaira dei Veltri. Terza posizione per Samima Ferro, poi Zuvetici SM. Numero 5, Zara del Sile, passaggio agli squalificato. 800. Ripete l'errore Zara del Sile, viene squalificato, intanto siamo all'altezza del chilometro. Nessun problema fin qui per l'allieva di Enrico Bellei, che mantiene un paio di lunghezze di vantaggio su Zaira dei Veltri e su Samima Ferro. Cavalli ormai al completamento della dritta delle scuderie, 400 alla conclusione, 14,1, e a queste velocità è difficile avvicinare la leader, che continua, dilena anche a metà della curva conclusiva, incrementa il vantaggio, ora 3 lunghezze abbondanti all'ingresso in retta d'arrivo, ultimi 180 metri per Zaira DVS, mentre Samima Ferro sposta dalla terza posizione. In lieve calo finale forse Zaira DVS, ma vince come vuole, una vittoria nettissima senza più nemmeno essere toccata. Sul palo invece Samima Ferro stampa per il secondo, Zaira dei Veltri 1:12,8 con 29,8 a chiudere, ma un ragguaglio davvero molto molto interessante che dimostra la velocità della pista bolognese. 1:12,8 per Zaira DVS, tempo di assoluto valore. Andiamo a vedere se è anche il record in carriera. Un momento soltanto che andiamo a vedere le prestazioni. Dovrebbe essere sì il record in carriera per Zaira DVS, che veramente fa un numero. 1:12,8, Enrico Bellei in sediolo per il training di Afrim Schmidra.